Sembra scortese parlare seduto, ma vado anche meglio. Anche perché un po' da parafulmine lo devo fare, perché qualche critica al Partito Democratico mi sento anche di portarla a casa, ma l'ho già sentita e non serve che vi dico che la condivido. Ma voglio anche dire con chiarezza che credo che le critiche valgano per alcuni e non valgono per altri, perché il percorso che abbiamo fatto a Treviso sul Partito Democratico, dentro il Partito Democratico, un percorso tribolato, chiamiamo così, da 2 anni di grande tribolazione a cui avete assistito tutti, ci permette oggi di dire che però la barra noi sulla coerenza l'abbiamo tenuta dritta, con grandi sofferenze, ed è quel pezzo del partito più importante, ma io penso anche maggioritario, cioè guardate che la parte che non capiamo è forse la parte più salottiera del partito, ma la parte vera del partito è la parte dei tesserati, degli iscritti, dei tanti elettori che ogni volta ci danno fiducia nonostante il partito nei luoghi decisionali a volte non compie le scelte più in sintonia col proprio elettorato. Io credo di poterlo dire con chiarezza che il Partito Democratico di Treviso fa parte di questa parte, e quindi Laura Puppato è una candidatura del Partito Democratico. Io ringrazio l'attività dei comitati e credo che abbiano fatto un'azione propositiva, però so che tantissimi dei comitati, per non dire quasi tutti, sono per la maggior parte iscritti e sostenitori del Partito Democratico. E io voglio dire con chiarezza, l'ho detto più volte oggi, in queste settimane, questi giorni sul giornale, che non dobbiamo confondere e logorare, perché questo è il tentativo che si fa, ponendo fuori del Partito Democratico la candidatura di Laura Puppato. La candidatura di Laura Puppato è una candidatura che il partito, non solo di Treviso, ma penso agli amici del Bellunese e tanti altri amici che sono in Veneto, pone come candidatura ufficiale alla direzione del partito, tenendo conto e partendo da un presupposto di un partito che ha la capacità di fare le proprie scelte, la propria azione politica, sulla base di una sintonia con i bisogni e le aspettative del proprio elettorato, che non decide in salotti ristretti, ma che si pone in questa sintonia, perché questa sintonia diventa radicamento e si trasforma anche in consenso elettorale quando è il momento del voto. Percorsi diversi poi deludono alla prova delle urne. Allora, su questa impostazione noi con fatica, perché con grandissima fatica, abbiamo costruito questo progetto che ha avuto anche uno stravolgimento, un rinnovamento a Treviso, che ha portato un percorso che ha visto la candidatura di Laura prima alle europee, che oggi la propone in modo ufficiale, che farà una battaglia molto determinata in sintonia coi propri iscritti ed elettori per porre la candidatura di Laura Puppato sul tavolo regionale, perché questa diventi la candidatura del Veneto e di tutto il partito. Tocco anche qualche altro tema perché non voglio sfuggire un'occasione anche per spiegarsi, perché i giornali, anche se qua c'è qualche amico giornalista, alle volte non riescono a esprimere quello che è il pensiero, ma traducono in notizie, e quindi è un'occasione per me questa. Il rapporto con l'UDC, guardate, lo dico io che ho sostenuto insieme a Laura e tanti amici che sono qua una mozione congressuale, che è quella di Pierluigi Bersani, che prevedeva espressamente al suo interno un cambio di rotta, perché questa esasperazione della vocazione maggioritaria e dell'autonomia ci aveva isolato rispetto a uno scenario che noi vogliamo ci riporti a governare questo Paese anche a livello nazionale e non solo a livello regionale. Per cui la critica di non voler allargare, di non capire che è necessario trovare una ampia coalizione che veda un progetto condiviso e quindi capace di portare un risultato, la possono fare ad altri, ma non a chi coerentemente ha scelto questo percorso. Il tema è un altro. Il tema è che questo percorso sofferto, che vede questa grande partecipazione, non può essere mortificato da scelte strumentali e da tecnicismi. Questo è il vero tema. E allora noi siamo disponibili a siederci su un tavolo con l'IDC per fare un ragionamento, ma non può essere che il nostro elettorato viene mortificato da un ragionamento salottiero che garantisce solo qualche piccola posizione di rendita personale, e non serve che faccia un nome perché... Allora, è in questo spirito propositivo che noi consideriamo Laura Puppato una grande opportunità per il nostro partito.
Dico un'altra 2 o 3 cose perché poi sono anch'io interessato, anche se alcune cose insomma già un po' le so, di quali sono le idee di Laura per la guida del Veneto, per il nostro Veneto. Guardate, io so che noi affronteremo una battaglia molto difficile con un candidato che è stato deciso dal centrodestra, hanno messo in campo il migliore candidato che avevano, quello che ha anche più appeal rispetto all'elettorato, e per questo noi dobbiamo mettere il miglior candidato che abbiamo anche noi, che è Laura. Ma credo anche che non si sia presentato poi così bene Zaia sti giorni. Lui ha aperto la campagna elettorale dicendo 3 cose sostanzialmente: prima i veneti, diaeto nelle scuole e vendiamo il demanio del Veneto, che poi mi dovevano spiegare cosa serve vendere dei pezzi di golena del Piave. Comunque queste sono 3 cose, mi sembra un po' oggettivamente un po' deboluccio per un candidato che è tanto immagine ma che sta dimostrando di avere poca sostanza. Io credo che il Veneto abbia bisogno di maggiori idee, di un programma più preciso per dare un futuro a questo territorio. Dobbiamo parlare di infrastrutture, dobbiamo parlare di scelte energetiche che rendono questo territorio sostenibile anche rispetto a un futuro, è un territorio che dobbiamo consegnare alle nuove generazioni. Dobbiamo parlare di lavoro, perché se è vero che c'è una piccola ripresa, oggi ci dicono che è una ripresa senza lavoro. Dobbiamo parlare ai pensionati che si vedranno decurtare nel mese di gennaio dai 7 ai 15 euro ogni mese per i primi 3 mesi dell'anno. Dobbiamo parlare ai tanti giovani di questa regione che non riescono più a entrare nel mondo del lavoro e ne stanno rimanendo fuori. Queste sono le cose di cui noi dobbiamo discutere e portare il nostro programma, e sono sicuro che Laura adesso, esponendo quali sono le sue idee, in parte darà già risposta a una via che possiamo tracciare, e quindi deve diventare oggi, e così deve essere vissuto, perché non è un conflitto che noi dobbiamo, non è un conflitto dentro il PD e dentro il centro-sinistra che noi dobbiamo portare, ma è un'azione propositiva, perché sempre in questo modo noi abbiamo raggiunto i risultati in questi 2 anni, con questo atteggiamento propositivo, e su questo elemento la battaglia noi la facciamo dura, vera, fino alla fine, e fino adesso l'abbiamo sempre portata a casa, per cui io sono convinto che questo tipo di impostazione è anche quella vincente, e quel patrimonio di idee che oggi Laura ci rappresenta è il patrimonio che noi dobbiamo portare insieme con la sua candidatura al tavolo regionale che ci sarà poi sabato prossimo, per sostenere con determinazione, insieme a tanti di altri amici che possiamo mobilitare, insieme ai sindaci che ho sentito oggi adesso che vogliono mobilitarsi, per far sì che questo obiettivo noi lo possiamo raggiungere per il bene e per una convenienza, perché dobbiamo lavorare su una convenienza, che non è quella, ripeto, dei singoli che fanno i tatticismi per capire dove è più conveniente candidarsi per scattare, diventare consigliere regionale e così organizzare magari un sottopartito che poi si stacca con una logica, questa sì veramente comunista, perché si stacca, i partiti comunisti no, sono nati dal distacco di altri partiti, ma lo dico a mo' di battuta e voi avete capito anche il perché, e quindi non certo facendo una critica agli amici della sinistra che vedo qui in sala. Un'unica convenienza, che è quella del bene dei cittadini e degli elettori di questo territorio. Io su questo faccio non solo un augurio a voi di aiutarci, un augurio quindi collettivo di aiutarci in questa battaglia, ma di essere propositivi in questa battaglia. Grazie.